Donà, Andrea Manglis ed Erika Peranzoni. Ecco gli artisti, un applauso, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, mi sentite? Sì. Grazie. Allora, questo pomeriggio vi suoneremo due brani di musica francese. Il primo sarà un brano di Hector Berlioz, tratto dall'oratorio L'Enfance du Christ, che narra appunto l'infanzia di Cristo, e il secondo sarà un nostro arrangiamento dell'intermezzo del secondo atto, tratto dall'opera Carmen di Georges Bizet. Buon ascolto.
grazie ad Eleonora Donà, Andrea Manglis, Erika Perlanzoni. Mentre se avete la vista da qua, siete più di 300 persone, quindi già all'indice sappiamo il numero delle sedie. Qua abbiamo Gianni, e tutto perfetto. So che è molto timido, ma avrei piacere di avere qui Ugo Franco, uno dei proprietari della Filanda Motta, assieme ai fratelli Elena, Francesco, Giuseppe, Luigi. Un applauso anche per Ugo. Vorrei ringraziare Silvia ed Elena e le rispettive famiglie, Cecchini e Donà. Abbiamo qui Guido Moro, che è in rappresentanza dell'associazione che io presiedo, Associazione Eventi Artistici Treviso. Io sono in qualità di presidente e Guido in qualità di vicepresidente. Come è nata questa mostra? Questa mostra è nata quando la famiglia Franco ha iniziato il consolidamento della ciminiera, che nel trevigiano la chiamano anche canora. Collaborando in sede alla fine del 2017 mi sembra. Vedo che il signor Franco e il signor Ugo inizia a pulire la sala impostica dove ci sono tutti i macchinari eccetera. E gli faccio: cosa sta succedendo? Faccio un po' di pulizia perché vorrei adeguare l'ambiente per montarla. Io avrei questa associazione che promuove gli artisti, l'arte, e nel 2020, eravamo nel 2019, c'è Gianni Trevisani che compie 80 anni, sarebbe bello fare un omaggio. Dopo è successo il Covid, la mostra è stata prorogata e alla fine è successo perché è successo, insomma, e siamo qua. La Filanda, molti di voi mi hanno detto che non erano mai stati qui, è un bellissimo complesso, forse uno dei monumenti di archeologia industriale più importanti della provincia di Treviso, ma anche del Veneto. E grazie alla famiglia, al papà di Ugo e dei fratelli, nel 1989 loro hanno acquistato e hanno fatto degli interventi mirati di conservazione. Hanno bloccato delle speculazioni, tra l'altro a un centro commerciale qui nel prato di fronte, dove Gianni a suo tempo aveva fatto un acquerello di girasoli, e ci sono 32 studi all'interno di questa Filanda, ci sono 32 studi di alta moda, design, architettura, quindi una piccola città. Da fare anche una considerazione sull'architettura, perché anche l'architettura storica presenta questi spazi molto belli, aulici, vivibili, che al contrario di quelli attuali, grazie anche all'amore che i proprietari dedicano, sono di una perfetta attualità. Ecco, due comunicazioni di servizio. Una è quella delle mascherine, che vi prego, se dovete salutare Gianni poi, di metterla. E l'altra è che il 25 marzo, che è il compleanno di Gianni, prossima settimana, il 1 aprile, purtroppo la mostra è chiusa. E di comunicarlo magari a chi voi diffondete, diciamo, la notizia. Io passerei un saluto a Ugo e poi c'è la presentazione di Guido. Qua ci sono molte persone da ringraziare. Innanzitutto anche l'assicurazione Pascoletto, Assicar, agenzia di Chirignano, che ha sottoscritto gratuitamente proprio anche l'assicurazione dei quadri, eccetera. Mi ripeto, con la famiglia Franco, la famiglia Trevisani, Stefano Pizziolo, che da anni stampiamo le cose, i cataloghi di Gianni, che è qui presente, avrei piacere anche se lui salisse qui al tavolo, e il comune di Mogliano che ha dato il patrocinio. Non abbiamo nessun rappresentante perché è un po' il periodo. Volevo salutare anche le istituzioni presenti, vedo che c'è il sindaco di Scorzè che purtroppo alle 6:30 ci lascia perché ci sono altri eventi, c'è anche il presidente della Proloco, Lorenzo Ghelan, c'è l'assessore Basso, ho visto di Vado Erico, vi ringrazio a tutti. Un saluto di Franco. Ugo. Buonasera a tutti intanto. Io vorrei innanzitutto ringraziare Gianni Trevisani che ci ha dato questa opportunità
di trovarci tutti insieme per ammirare le sue opere e siamo veramente contenti di poterlo aver fatto dopo i vari rinvii, tutto quanto siamo finalmente arrivati a riuscire a realizzare questa mostra. Grazie degli apprezzamenti che ha fatto Federico per il nostro lavoro qua sulla Filanda e spero che questo sia un inizio per continuare a essere presenti nel territorio e ospitare ancora eventi come questo. Sono un po' emozionato, Susanio si sentirà, lasciamo adesso a Federico, ecco, il resto per il resto della serata. Grazie a tutti. Faremo l'intervento di Guido, poi ci porteremo giù, siccome siamo in tanti, tagliamo il nastro e poi pian pianino c'è un passaggio e il rinfresco potremo portare fuori il tavolo. E così, sì, esatto. A te Guido, una parola in più per Guido perché io non avevo le forze per chiudere questa mostra, vi devo dire la verità. A un certo punto mi ricordo un aneddoto che ero qui a marzo dell'anno scorso e insistevo con Gianni, era la prima volta che Gianni mi diceva di no, perché volevo inaugurare la sala, volevo inaugurarla in forma così in via ufficiosa e poi fare la mostra a novembre. Poi è successo perché è successo e quindi per me è stato anche Guido che io lo ringrazio personalmente. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi oggi per questa mostra che vede protagonista il maestro Gianni Trevisan. Lasciate che io ringrazi il mio compagno di cordata, l'architetto Federico Burbello, con il quale abbiamo curato questa mostra, abbiamo curato il catalogo. Desidero ringraziare le figlie di Gianni Trevisan per la loro preziosa collaborazione, la Elena e la Silvia. Desidero ringraziare anche Tony Trevisan, il fratello di Gianni, che ieri direi che è stato fondamentale per aiutarci ad allestire questa mostra. Ma io in particolare voglio ringraziare il signor Ugo Franco per la sua signorile e gentile disponibilità. Ci ha messo a disposizione questo posto senza farci nessuna difficoltà e di questo lo ringrazio. Oggi a me piace pensare di essere in mezzo a tanti amici e devo dire che ne ho anche molti perché onestamente non mi aspettavo tutta questa gente. Grazie comunque di essere venuti. E tanto per essere subito molto sincero, vi dirò che sono molto contento di avere accanto a me il maestro Gianni Trevisan, perché ora che i giochi ormai sono fatti, possiamo anche dircelo, non era così sicura la presenza di Gianni Trevisan. E Gianni Trevisan ha dimostrato ancora una volta, oltre di essere un bravo artista, di essere una persona grintosa, di quelle che piacciono al sottoscritto. E di questo io lo ringrazio. E oggi, mentre mi recavo qui alla Filanda di Campo Croce, pensavo dentro di me che guardate, non è semplice, sapete, presentare un artista, per tanti motivi che vi risparmio. Ma se poi l'artista che tu vai a presentare è un amico, come lo è per me Gianni Trevisan, le cose, credo per motivi facilmente comprensibili, si complicano un pochino. Se poi l'artista amico che vai a presentare è anche un bravo artista, vuol dire che uno oggi ha deciso di mettersi nei pasticci da solo. Vediamo un po' che cosa succederà. Io credo che Gianni Trevisan non abbia chiesto molte cose alla sua vita, se non la solidità degli affetti
e che la curiosità verso la vita e verso le cose non abbandonasse mai. E io credo che questa sia stata un pochino una sua fortuna, perché accanto a delle indiscutibili e incontestabili qualità artistiche e pittoriche che fanno parte della sua persona, del suo DNA, il fatto di essere stato sempre così curioso, di voler emergere, di saper ascoltare, di sempre sperimentare qualcosa di nuovo, l'hanno portato a raggiungere alti livelli. E oggi possiamo tranquillamente dire che Gianni Trevisan rappresenta la longa manus di quell'arte incisoria e di quella stampa calcografica veneta che parte da lontano, da Canaletto, da Tiepolo, da Piranesi, sino ad arrivare ai nostri giorni. Non è da solo, è in buona compagnia, e tanto per non fare nomi cito Tono Zancanaro, Giovanni Barbisan, Guerino Bonaldo. A riprova di quello che io vi sto dicendo, e cioè delle capacità artistiche del maestro Gianni Trevisan, io ho il piacere di segnalarvi 2 pubblicazioni che secondo me sono illuminanti, che ci fanno un pochino capire di che cos'è che stiamo parlando oggi. Il primo volume si intitola Tecniche grafiche del 1995. È un libro scritto da Gianni Trevisan a tiratura limitata, dove dentro voi troverete il mondo. Dove per il mondo intendo dire tutte quelle tecniche di natura incisoria da lui studiate e da lui applicate. Quindi l'acquaforte, l'acqua tinta, la punta secca, il bulino, la xilografia, la cera molle e così via. E poi c'è quell'altro volume al quale io sono particolarmente affezionato, anzi vi dirò che gli amici sanno che sono un pochino fissato con questo libro, che si intitola Opere grafiche 1962-2016. In buona sostanza è un catalogo generale che ricopre un grande arco di tempo della vita incisoria di Gianni Trevisan. Ricordo che l'abbiamo presentato con grande successo qualche anno fa a Villa Connestabile a Scorzè. Gianni Trevisan rimane orfano di madre a 17-18 anni. A 15 anni inizia a lavorare, a 20 si apre la sua tipografia, dimostrando di essere un giovane, allora era giovane, grintoso, volenteroso, ma soprattutto, secondo me, coraggioso. Ed entra immediatamente in questo mare grande, complesso, difficile, fatto di elementi mobili, di giochi di chiaroscuri, di incisione, di stampe, di acquaforti. Fatto sta che si innamora di questo mondo, questa diventerà la sua attività poi principale, e lui, che è di formazione autodidatta, lo troveremo ad esporre e a collaborare con artisti come Gina Roma, Tono Zancanaro, Augusto Murer, Ernesto Treccani, Armando Pizzinato, Guttuso e tanti altri. E Gianni Trevisan mi ha sempre detto, e a me è sempre stato il modo di come me l'ha detto che mi è sempre piaciuto, che lui ha un grande senso di gratitudine nei confronti del maestro Tranquillo Marangoni, noto incisore, noto xilografo, e del maestro Tramontini. E mi piace sottolineare la gratitudine che sempre ha avuto Gianni Trevisan nei confronti di questi artisti, perché secondo me oggi questa gratitudine mi pare che sia purtroppo di scarsissima applicazione pratica.
A questo punto io oggi sento il dovere di aprire una piccola parentesi. Con tutto rispetto per il maestro Tranquillo Marangoni e per il maestro Tramontini, io sono assolutamente convinto che nella vita di Gianni Trevisan ci sia stata una persona che è stata determinante per la sua crescita artistica. Questa persona è una donna, si chiama Maria Antonietta Toson, ed è stata la moglie di Gianni Trevisan, che è mancata un paio di anni fa. Una donna che io ho conosciuto sempre un pochino defilata, sempre un pochino appartata, un passo indietro rispetto a questo marito, ma dallo sguardo sempre rassicurante. E Gianni Trevisan mi ha detto più volte ed in più occasioni che se lui è arrivato dove è arrivato, il grosso merito lo deve a sua moglie. Chiusa la parentesi. Gianni Trevisan, come capita frequentemente tra gli artisti, ha anche lui la sua musa ispiratrice, la sua fonte di ispirazione, che nel caso di questo artista è dato dal paesaggio, in particolar modo dal paesaggio veneto. Quindi voi troverete i colli Euganei, i colli Asolani, la Rocca, la campagna veneta, i campareati, i casolari dei contadini, ma non è un paesaggio fotografico, un paesaggio statico, un paesaggio amorfo, è un paesaggio che ha una sua anima, un paesaggio attraversato sempre da un certo afflato poetico, da una lieve liricità. E Gianni Trevisan mi ha detto spesso che quando fa questi quadri, queste incisioni, arricchisce le sue opere di particolari che soltanto lui conosce e che va a pescare nella sua memoria di quando era adolescente, di quando era giovane. E contrattare, e diciamo che come posso dire, la razza un po' per Gianni Trevisan di rappresentare questo paesaggio veneto è quello di mantenere sempre viva nella sua memoria, ma anche come memoria storica, quella civiltà contadina fatta di cose semplici e pulite che forse ci siamo tutti un pochino dimenticati. E contrattare di questo mondo apparentemente lontano e distaccato, ma che secondo me così non è quello delle ville venete, delle ville patrizie, delle ville della Riviera. Il mondo dell'opulenza, il mondo della ricchezza, che però non è un'opulenza, una ricchezza smaccata, incipriata di nulla. Secondo me queste rappresentazioni, queste opere, nella loro semplicità, ben si collegano nella grafia nitida e pulita e così nelle cromie del colore a quel mondo che io prima ho chiamato quello della civiltà contadina. Anche se, secondo me, ma questa è una mia opinione strettamente personale, per cui prendetela così col beneficio di inventario, io ho la sensazione che ogni tanto alcune di queste opere, in particolare quelle dei casolari dei contadini, tradiscano una certa malinconia, una certa nostalgia. E io questo lo colgo in queste atmosfere un po' ovattate, sono dei silenzi sempre molto acuti. E queste opere ogni tanto mi danno l'idea di allontanare in un qualche modo il rumore e il fragore che le circonda. E comunque sia,
tutto questo si interrompe, e si interrompe bruscamente nel momento in cui Gianni Trevisan va a incidere sulla lastra o a dipingere gli alberi di alto fusto, che gli sono sempre piaciuti. E allora ecco che questi alberi di alto fusto, che con un'espressione a me è sempre piaciuta, che per gli indios dell'Amazzonia sono le architravi del cielo, per Gianni Trevisan diventa una sorta di grido, un grido composto, un grido liberatore verso l'alto, un respiro profondo. E allora ecco che voi troverete i pioppi, troverete le betulle, che forse è l'albero che più di tutti racchiude in sé quella sinuosità e quella dolcezza femminile. Troverete l'albero del tiglio, che voi sapete che nella mitologia rappresentava l'amicizia. Troverete qualche platano, da molti chiamati, basta aprire qualsiasi testo, gli alberi delle passeggiate, da sottoscritti invece chiamati gli alberi degli innamorati, perché mi è sempre piaciuto pensare che dentro a questi grossi tronchi si nascondano i sogni e le speranze di chi un po' li ha attraversati. E in un sottobosco sempre pulito, nitido, in atmosfere sempre molto intense, mi capiterà di trovare un corso d'acqua, un ruscello, i fiumi. Anche questo è un elemento importante della vita artistica di Gianni Trevisan. E allora troverete il Dese, il Sile, il Cagnan, ed ecco che l'acqua, che per i persiani era un elemento di forza, che se pensiamo alla nostra letteratura, per Francesco Petrarca è stato un momento di grande emozione e di forte innamoramento. Ricordiamo tutti quella canzone di sole 5 strofe, chiare, fresche, dolci acque. Per Gianni Trevisan diventa invece un momento molto particolare, un momento molto intenso, mi verrebbe da dire anche un pochino difficile, quando lui ogni mattina, quasi fosse una sorta di rito liturgico, con la moglie prima e poi da solo se ne va lungo le rive di un fiume a colloquiare con quella natura che ha sempre amato, a riempirsi di quelle emozioni che poi andrà a traspondere in un dipinto o in una incisione. E allora voi troverete quest'acqua, che a me sembra alle volte appena accennata. Troverete questi mulini che fanno girare l'acqua e che a Gianni Trevisan piacciono moltissimo e che ci fanno capire come la nostra vita scivola lentamente tra le nostre mani. E allora io in queste sere, mentre raccoglievo qualche idea nel mio studio, a casa, provavo a scrivere qualche cosa, mi domandavo, ma insomma, se io dovessi sintetizzare qualcosa su Gianni Trevisan, cosa dovrei dire? E alla fine sono arrivato a questa conclusione, che devo dire mi è venuta anche spontanea. Io credo che ci troviamo di fronte ad un artista a tutto tondo, ad un artista a 360 gradi, che ha una sua sensibilità artistica, che ha una sua grande forza evocativa, capace sempre al recupero del reale, senza simbolismi, senza divisionismo, un artista attento alla prospettiva, capace sempre di dosare le varie cromie, la sovrapposizione dei colori, un artista che sa sempre calibrare bene quei tempi difficili, che sono quelli della accidatura prima e della morsura dopo. Quindi un artista che ha un suo linguaggio, un artista che ha una sua cifra stilistica. Certo, come ce l'hanno anche altri artisti, però secondo me diversa. Quindi secondo me siamo lontani
da quel segno incrociato e dai quei grandi chiaroscuri di quel bravissimo artista che è Nino Bianchi Bariviera. Siamo lontani da quelle incisioni così sintetiche di grande affetto di quell'artista che è tra i miei preferiti e che si chiama Renzo Biasion. Siamo sicuramente lontani da quel lavoro di Cesello molto accurato, elegante, di Guerino Bonaldo. Dobbiamo essere tutti d'accordo che siamo lontani da quel mondo dell'eros che appartiene a quel bravo incisore, bravo scultore e aggiungo io, bravo scrittore, che si chiama Emilio Greco. Quindi se io oggi dovessi tirare una linea retta, dovrei dire Gianni Trevisan, un artista che ha una sua personalità, un artista facilmente riconoscibile, un artista che ha una sua confessione sincera ed autentica. Perché scusatemi, ma questo concetto lo dovete tenere un pochino presente, perché io sono assolutamente convinto che ogni opera d'arte, ogni quadro, se ed in quanto tale, deve avere una sua confessione. Il problema, il grosso problema, è saper ascoltare, saper leggere. In questa mostra poi voi troverete anche dei dipinti. Purtroppo non abbiamo potuto mettere gli acquarelli, i disegni, ma insomma lo faremo un'altra volta. Ma io qui non mi soffermo più di tanto perché in un qualche modo ripercorrono quel mondo emozionale che voi trovate nelle incisioni e che io ho cercato un pochino di farvi intravedere, di farvi vedere così, come dire, un po' dal buco della serratura. Forse vi è sufficiente sapere che i colori che ama molto il maestro Gianni Trevisan sono il rosso, l'arancio, l'ocra, il giallo, gli azzurri, e che la stagione che lui ama dipingere e che aspetta sempre con grande trepidazione è quella dell'autunno. Io mi fermo qui perché siete stati molto gentili, molto pazienti ad ascoltarmi, siete stati dei buoni amici. Però io voglio concludere questo mio intervento leggendovi le ultime 3 righe che io ho scritto nel catalogo, perché a me pare che sintetizzino al massimo, ma giudicherete voi, quello che io un pochino oggi vi ho raccontato, e in tutti i casi a me sembra il modo migliore per chiudere oggi questo bel cerchio. Vado quindi a leggere. L'arte è una madre generosa che non dimentica mai i suoi figli migliori. Gianni Trevisan è stato uno di questi, perché è stato capace in tutti questi anni di entrare con le sue opere nel cuore delle case di chi lo ha conosciuto, lasciando nel colore e nel segno diamantino quella dolcezza e quella sottile armonia che solo il profumo intenso di una rosa riesce a scalfire. Grazie, buona mostra a tutti. Il catalogo che citava Guido lo troverete giù su un banchetto e potete prenderlo come un'offerta libera. Io volevo chiudere con i ringraziamenti di Gianni e della Silvia. Intanto grazie a tutti della vostra partecipazione. Io sono in un periodo non bello della mia vita e quindi sto un po' soffrendo per il fatto che
da tanto tempo non riesco più a fare nessun lavoro, nessuna incisione, perché sono attualmente ricoverato all'ospedale, però non vedo l'ora di cominciare, sperando sempre di dovere più tutta la mano e la voglia di fare, non l'ho portata mai. Allora io credo che forse prima o poi riuscirò a ricominciare di nuovo. Vi ringrazio tutti della vostra partecipazione numerosa, a tutti cari amici. Grazie di cuore. Grazie, anche io mi associo ovviamente a quanto detto da papà e anche insieme ad Elena ci tenevamo insomma, a ringraziare tutti quelli che hanno permesso la riuscita di questa mostra, in primis Federico, l'avvocato Guido Moro e anche chi ci ospita, quindi in questo bellissimo posto. Io ringrazio tutti voi e anche Stefano Pizziano, scusate, e mio zio Tony, importantissimi, anche loro. Mia nipote che ha suonato con i suoi compagni e colleghi, mio figlio che insomma anche lui da Roma è venuto su per riprendere e chi c'è qui e anche chi non c'è, perché so che c'è anche chi voleva ma non è riuscito ad esserci, per cui grazie. E anche la struttura che sta ospitando papà adesso, qui abbiamo una rappresentante, una delle sue educatrici, e anche l'Antea, preziosissima per portare papà qui perché altrimenti non sarebbe potuto esserci, ecco. Particolarmente l'onore per l'amico che gli hanno introdotto questa bella serata con un duetto di flauta. Grazie. Allora ci organizziamo così. Gianni, lo portiamo giù, tagliamo il nastro, il rinfresco lo portiamo fuori, fate un giro all'interno della mostra, non andate via subito che prendiamo un aperitivo insieme, un proseguo e pian pianino poi vi approcciate a Gianni con la mascherina. Grazie a tutti voi, grazie.